Piccola perla della costa ionica, in prossimità di Messina, la località di cui stiamo per parlarvi è divenuta comune solo a metà del secolo scorso. Ma la storia ha segnato questi luoghi già in occasione dell'Unità d'Italia. Stiamo parlando di Nizza di Sicilia, ridente cittadina sul mare che ospitò numerosi siciliani che combatterono al fianco di Garibaldi. Proprio ad uno di loro, il colonnello Giovanni Interdonato, si deve una varietà di limone ad indicazione geografica protetta, molto apprezzata per la sua dolcezza dovuta a un basso grado di acidità, che cresce solo in questa zona. Ma a ricordare i garibaldini vi è anche un ricco museo del Risorgimento, situato nel Palazzo Parisi de Luca e contenente numerosi interessantissimi cimeli, oltre ad una raccolta di stampe antiche raffiguranti Garibaldi, eroe dei due mondi. Per le vie del paese, l'occhio più attento rivela i resti di un antico castello, risalente al XVI secolo, che per ultimi fu dei principi d'Alcontres. Essendo un borgo a vocazione prevalentemente marinara, ai pescatori devoti dell'Immacolata è dedicata la chiesa di San Giovanni. Merita di essere citata anche la chiesa di San Francesco, esempio della profonda devozione per il Santo di Assisi degli abitanti di queste contrade. Una visita alla galleria comunale Corrado Cagli vi darà l'opportunità di partecipare alle innumerevoli manifestazioni culturali organizzate qui. Questo splendido luogo, sottratto all'archeologia industriale del secolo scorso, fa da cornice anche al Museo di Scienze Naturali, al cui esterno potrete ammirare, tra le reminiscenze del lavoro in miniera, rappresentate dai vagoncini che si addentravano nelle gallerie, anche il monumento al minatore Misano. È il tributo dovuto a chi versò il proprio sudore nelle viscere della montagna. Lungo la spiaggia non è raro incontrare i pescatori che rammendano le reti o riordinano le nasse. Il pescato è abbondante e variegato e viene prevalentemente consumato in loco, contribuendo a mettere a proprio agio il turista, che qui troverà sempre un'ospitalità genuina e sincera. Nizza di Sicilia è parte di quegli itinerari tutti da scoprire, che non deludono mai le aspettative. Buon viaggio!